Siamo a Gorizia, siamo al liceo Zlataper, ci hanno accolto per la prima volta dopo il 2013, nel 2018 appunto questi istituti, questi insiemi di licei che ci permettono di continuare il nostro rodendo a Gorizia e in tutto il territorio. Noi vogliamo ringraziare sia la preside sia i referenti della salute, al sindaco Ziberna. Oggi comunque siamo qua e continuiamo il nostro rodendo e continuiamo la nostra indagine unica in Italia, quindi grazie a Gorizia, grazie a questa città di confine, grazie al sindaco Ziberna. I ragazzi sono sempre partecipativi, oggi ne intervistiamo ben 200 attraverso appunto questa indagine di questionari unica in Italia che ci permetterà appunto di avere dei dati certi. Il Friuli Venezia Giulia è sempre in prima linea. Una cosa importante, noi diamo la possibilità ai ragazzi e ragazze che sono all'interno dell'aula di avere delle domande, loro fanno delle domande attraverso dei bigliettini anonimi e così riusciamo a convincerli per dire quello che loro sentono, il loro sentire, il loro modo di sentire non solo la malattia ma anche il ciclo mestruale, sia dal punto di vista dei maschi sia dal punto di vista delle ragazze, e questa è una cosa grandissima. Pensate che la scorsa volta in un altro istituto una ragazza in modo anonimo ha avuto il coraggio di scrivere: ma come facciamo a far sì che le donne vengano rispettate oggi nel XXI secolo se ancora non c'è questa parità? Un altro ragazzo ci chiede: ma questi dolori del ciclo mestruale come riusciamo a migliorarli? Io ho mia sorella che ha tantissimi problemi, come posso aiutarla? Questo è grandioso, signori, questo è grandioso. Io ho i brividi a raccontare queste cose in quanto questi ragazzi si confrontano, è vero, con un bigliettino, ma diamo la possibilità che loro si esprimano.